13 dicembre 2003. Iraq. Operazione Alba Rossa. Saddam Hussein, ex leader assoluto del paese dal 1979 al 2003, viene catturato e fatto prigioniero dai militari dell'esercito americano in un villaggio vicino Tikrit, il suo paese natale. L'ex dittatore si nascondeva in un piccolo bunker sotterraneo. Le immagini della sua cattura fanno il giro del mondo. L'ex Rais ha l'aspetto dimesso, una lunga barba e i capelli arruffati. L'esame del DNA conferma con certezza l'identità di Saddam Hussein, escludendo quindi che si tratti di uno dei suoi numerosi sosia. Saddam viene sottoposto a processo a partire dal 19 ottobre 2005, presso un tribunale speciale iracheno, assieme ad altri 7 imputati, tutti ex gerarchi del suo regime, tra i quali c'è anche il suo fratellastro. L'accusa è quella di crimini contro l'umanità. Quello di Saddam Hussein è stato un regime violento e sanguinario. Ogni tipo di dissidenza è stata soffocata nel sangue. Numerose le stragi di civili nei villaggi. Il 5 novembre 2006 viene emessa la sentenza di condanna a morte tramite impiccagione. Tutti i paesi dell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia, esprimono parere contrario alla condanna alla pena capitale dell'ex dittatore. C'è soddisfazione invece da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna. L'esecuzione di Saddam Hussein viene eseguita alle 6 del mattino del 30 dicembre 2006, all'interno di uno dei centri che venivano utilizzati dal regime per torturare i dissidenti.